Mister, è un Verona devastante. Beh, visto il risultato direi di sì, anche perché questo è un campo comunque difficile, una squadra che aveva gli stessi punti nostri e in più direi che anche la squadra che abbiamo incontrato non era male, per cui un gran Verona, un buon risultato, quello che si voleva dalla squadra lo ha dato grinta, ha dato cattiveria, ha dato bel gioco, ha dato gol, per cui dobbiamo essere felici di questa partita. Peccato adesso perché c'è la sosta. Sì, peccato perché quando avevamo raggiunto un certo livello di forma, adesso vedere tante ragazze partire per la nazionale e non poter lavorarci assieme direi che è un problemino, e quando si riparte c'è la Roma, una squadra che sta andando fortissimo, per cui devo dire la verità, mi dispiace, avrei preferito che il campionato andasse avanti. Patrizia, oggi una prova di forza. Sì, ci tenevamo soprattutto a fare 90 minuti in un certo modo, perché sabato abbiamo fatto bene soltanto un tempo e quindi oggi volevamo fare un passettino ancora in avanti. Secondo me è stata una buona gara, dobbiamo chiaramente sempre migliorare perché non ci illudiamo dei tanti gol, però diciamo che siamo sulla buona strada, ecco. Si rivaluta anche il pareggio iniziale a Firenze, perché a Firenze è caduto il Mozzanica oggi. Eh sì, diciamo che lo sapevamo che quello è un campo difficile per tutti e il fatto che noi abbiamo lasciato lì 2 punti non vuol dire che abbiamo fatto una figuraccia, vuol dire che comunque il Firenze sta crescendo e può mettere in difficoltà tutte le squadre, penso, anche quelle più blasonate e quelle che vogliono vincere lo scudetto. Adesso mettiamo da parte il campionato perché c'è un appuntamento importantissimo per la nazionale. Sì, ci aspettano 2 partite fondamentali, o dentro o fuori. E se riusciamo a fare bene in questi 10 giorni, poi ce la vedremo con la vincente tra Olanda e Scozia. Silvia, in questi casi si dice il risultato parla da solo, però è stato un bel Verona perché oltre ai gol si è visto anche il bel gioco. Sì, sicuramente abbiamo fatto un bel passo in avanti sul profilo del gioco e era importante, stiamo crescendo e un passettino alla volta. Adesso c'è la sosta, anche se forse eravate lanciate così bene che magari avete anche fretta di incontrare la Roma. Sì, sicuramente la sosta forse arriva nel momento sbagliato, però credo che anche per chi va in nazionale sarà importante e secondo me torneranno molto più cariche di prima.